Vin dice, il vin conta da chi il vin lo fa, lo produce, lo migliora, lo studia, lo commercia, lo divulga, lo promuove. E siamo arrivati in quel periodo particolare dove bisogna essere frisanti per forza, ma frisanti o spumanti? Mi diria più spumanti, e questo ne spiega Francesco Lorenzon dell'azienda agricola Le Magnolie. Francesco, a te linea. Buongiorno a tutti, mi chiamo Lorenzon Francesco e vorrei presentarvi quello che è il momento più opportuno per brindare per tutti. Siamo a Carnevale, quindi è importante far festa, possibilmente, e in questo caso vi parlerò di prodotti che sono i più utilizzati possibile e anche nel mercato si trovano in maniera diversa. Parleremo perciò di vini spumanti, diversi dai frizzanti, potremo riparlare in un altro momento, e per quanto riguarda gli spumanti abbiamo due metodi di produzione diversi. Uno è il metodo Champenois e l'altro è il metodo Martinotti o Charmat. Per quanto riguarda il metodo Champenois, in Italia viene riconosciuto ed è così metodo classico, e il Martinotti o Charmat è il metodo di un vino spumante ma fatto in tempi più brevi. Vado a spiegarvi semplicemente com'è il metodo classico. In questo metodo abbiamo la produzione del vino, quindi dello spumante in questo caso, che è in recipienti normali. Per normali, voglio specificare, sono le bottiglie. In questo caso le bollicine, con un tempo abbastanza lungo, minimo 18 mesi, si formano dentro ad ogni bottiglia, quindi una certa quantità di vino verrà messa in bottiglia e da qui, con una tecnica di produzione propria, quindi con un metodo proprio, otterremo il metodo classico, queste bottiglie di spumante che berremo dopo i 18 mesi dal momento in cui cominciano a formarsi queste bollicine. Per quanto riguarda invece il metodo Martinotti o Charmat, abbiamo un metodo completamente diverso. Anziché avere un recipiente, in questo caso di piccole dimensioni, quindi la bottiglia di prima, abbiamo un recipiente molto più grande, di diverse centinaia o migliaia di litri, che in questo caso si chiama autoclave ed è un recipiente a tenuta di pressione, che le bollicine si formano dentro questo tipo di recipiente, quindi autoclave, lo ripeto, e una volta che le bollicine si ottengono, quindi il vino è diventato spumante, questo spumante verrà letteralmente trasportato, travasato, il termine più preciso, portato in pressione dentro alle bottiglie. In questo caso otteniamo un prodotto che già a circa 40 giorni almeno, dopo essere fatto fermentare, perché questa è la parte importante, dentro all'autoclave, ho un prodotto già pronto per essere in bottiglia ed essere commercializzato, o meglio degustato, perché poi serve per tutti. Abbiamo in questo caso qua un prodotto prosecco, che ce n'è, ed è il prodotto che oggi va di più perché è più leggero, più bevibile, con poca alcolicità, con diverse quantità di zuccheri dentro la bottiglia finale, quindi abbiamo l'extra brut, il brut, l'extra dry o il dry, dipende un po' da quello che è la degustazione oppure il prodotto che vuole essere ottenuto, e la facilità di beva di questo vino è la cosa più importante che c'è, perché è disponibile subito, senza grossi tempi di attesa e nello stesso momento senza grossi costi di produzione, ma per una quantità di persone che può essere bevuto in qualsiasi momento, dall'aperitivo al dopo cena a un brindisi di compagnia, o come in questo momento con qualche galano, qualche frittella, o comunque con quelle che sia le feste di Carnevale. Mentre per il Champenois si può bere lo stesso in questo momento qui, ma diventa più difficile poterlo trovare in qualsiasi momento. Sono due ottimi vini comunque, e a tutti quanti un buon Carnevale e un buon brindisi con il metodo spumante. Mi raccomando, abbiamo parlato di spumante e non di frizzante, che volentieri vi potrò esporre in un altro momento. Grazie, buona giornata e buon brindisi a tutti. Ringraziamo Francesco Lorenzon dell'azienda agricola Le Magnolie e gli altri andiamo avanti con Garangheo e il Veneto Sabeo.